Amici dei custodi della memoria, ben ritrovati, ciao a tutti. Ci troviamo in territorio di Siliqua e qua praticamente in mezzo al nulla, ma il nulla non deve essere offensivo, nel senso in mezzo a vegetazione sporadica e qualche campo coltivato, c'è una meraviglia archeologica prenuragica che chiamano Domus de Janas Saserra Masi. Questo monumento rimane così a noi abbastanza menomato, ma comunque conserva la sua straordinarietà. Ci troviamo a cospetto di un qualcosa che è stato costruito durante la cultura di Ozieri, cultura di San Michele, e utilizzata poi anche fino al Campaniforme. Come facciamo a saperlo? Praticamente ci sono degli studi in concomitanza con la tomba dei giganti di Ingurtosuman, vi ricordate quella di Donori? Qua hanno trovato praticamente i resti di 37 individui. Ora non immaginatevi 37 scheletri, perché questo non è successo purtroppo, sono passati 5.000 anni, ma comunque gli studi hanno dimostrato l'età di questo posto, che cosa c'era e che cosa hanno trovato. Saserra Masi secondo me non è un unicum in questa zona, cioè non c'è solo questa. Io ipotizzo che salendo su quella collina e scavando un po' qualcosa si riesca a trovare. Ora non riesco neanche a sapere se queste colonne siano in posizione originaria oppure no. Fatto sta che ci troviamo a cospetto di un bellissimo monumento archeologico che, dai, su, probabilmente meriterebbe un pochettino più di enfasi. E allora, come al solito, diciamo che tifiamo anche per questo posto. Viva Siliqua, viva la Sardegna, e sarò ben lieto poi di spiegarvi come si arriva a questo posto. Ciao a tutti!